Salut a tutti, ti appemmo Gabigorsu, settimana in campa qui, e ma spassiglia a bunta di Gabigorsu, prima d'appa in paese di Morsiglia, in un bar usteria, redremo subito a Frank Antomatei. RCFM e Campacui. E mi sono ritrovato qui a lavorare perché di un paese che l'estate, quando era giovane, ci voleva lavorare per guadagnare 4 soldi. Quando un mio cugino che è un padrone ha avuto, voleva fare un ristorante, mi ha fatto una proposta di lavorare con lui l'estate. E da poi nel 2010 sono con lui perché volevo rivenire qui in paese, perché sono attaccato al mio paese per far campare il paese. Allora qui siamo aperti tutti gli anni, tutti i giorni, aperti a Madine di Natale, qualche giorno così, e si va essenza, bar e i giornali a pressa. Voilà, e dopo l'estate, da aprile a settembre, c'è un ristorante, siamo aperti da 1 aprile a poco presso a fine settembre, mezz'ora e sera aperti i primi mesi dell'estate, quando si comincia a aprire, perché lavoriamo assai con la razza e si fa solo per non puoi mica aprire la sera. Qui c'è assai gente di paesi, di paesi accanti, di Ginturi, Ersa, Traepino, tutti i paesi accanti sono clienti. Dopo l'estate abbiamo assai gente che hanno le case secondarie, che vengono l'estate, e poi il passaggio, bon, anche se qui in Murcia ci mica tanto passaggio come gli altri luoghi, come immaginario, come i Ginturi, ma qui c'è anche un passaggio e troviamo assai con la gente, ma di più con la gente di qui, e che sono qui l'estate. Di un luogo tutto il mondo si ritrova e parliamo di tutto, c'est un lien sociale, come si dice in francese. 15 anni che sono qui, che campo qui in paese, e più va meno c'è il mondo, ma i vecchi si hanno, a gioventù, per imbastire in continente, è più complicato per lavorare qui, in paese come in tutti i paesi, più va malosamente, più l'inverno è calmo e l'estate, bon, la stagione più va più corta è più complicato per il paese, ma bon, siamo qui e ce l'hai seguito per far campare il paese. Speriamo che la stagione sia più bella che hanno perché bon, con tutte le cose si passa nella francia del mondo è più complicato, si vede che la gente guardano di più i prezzi, i compagni, noi proviamo sempre a fare i prezzi corretti per lavorare, per avere sempre gli stessi clienti e qui c'è difficoltà anche per lavorare per noi, per rapporto ai fornitori e ai compagni è più complicato di Gabigorsu chi imbastia, malosamente. E domani da Morsiglia ci anderemo in centure per edrò un piumbero, un giovane artigiano installato in paese che lavora in tutto Ruglione, redroeremo a Bastien Filoni. A domani dunque per la nostra seconda data di campa qui a Bunta di Gabigorsu. RCFM e Campacui.